Storie di pietre e di Roma. Oggi in questa puntata andremo alla scoperta della storia della nostra Italia attraverso la collaborazione con importanti istituzioni, sovrintendenze, comuni che hanno voluto condividere con noi questo bellissimo percorso. Andremo alla scoperta delle storie di pietre che legano alcuni importanti monumenti della nostra Italia. Oggi ci troviamo proprio qui a Ravenna, città meravigliosa che è stata capitale dell'impero romano d'Occidente, e andremo a scoprire il mausoleo di Re Teodorico, fatto proprio con la cupola in pietra di Aurisina, che è anche patrimonio dell'UNESCO. Allora, la pietra di Aurisina è fondamentale nell'architettura romana. In particolare in Italia settentrionale, ma a ben guardare non solo. Questo calcare compatto è stato utilizzato fin dagli albori dell'epoca imperiale romana come una pietra adatta alle decorazioni architettoniche degli edifici, quindi tutti gli elementi decorativi architettonici tipo fregi, colonne, lesene, cornici di vario genere. È stata anche molto utilizzata nell'architettura funeraria e nei monumenti funerari grandi o piccoli che siano. Quindi nella storia dell'architettura romana è sicuramente una delle pietre più diffuse e più usate. La documentazione è vastissima, ecco. Ci sono alcuni casi particolari che poi verranno illustrati nel video e che documentano anche il perdurare e l'ampliarsi della rete commerciale che provvedeva alla distribuzione della pietra. Quindi andiamo a parlare per esempio di Terracina, quindi siamo in Italia centrale, nel Lazio, quindi già una grande espansione, ma anche l'espansione in termini cronologici. La grande cupola del mausoleo di Teodorico a Ravenna, e siamo già alla fine dell'antichità, è uno dei documenti più notevoli non solo perché documenta un uso prolungato anche oltre la caduta dell'impero di questa pietra, ma anche per la particolarità tecnica che rende quella cupola un pezzo assolutamente unico ed eccezionale, e che dà anche l'idea delle possibilità di questa pietra, che è stata estremamente versatile. Ecco, poteva essere anche scolpita e se ne potevano anche ricavare pezzi di enormi dimensioni come quello della cupola. Questa è l'importanza delle cave di Aurisina, che sicuramente in epoca imperiale erano un hub economico e tecnico di grande importanza, che adesso un po' magari si dimentica passando davanti alle cave attuali, ma dobbiamo immaginarci il fervore delle attività, il pulsare della vita economica che ruotava intorno a queste cave, soprattutto lavorazione, logistica e possibilità di questo straordinario materiale. Sono Paola Ventura, sono archeologa e mi occupo del territorio, tra l'altro, di Duino Aurisina e in generale di questa ampia zona dell'Accus Timavi, che è importantissima, è stata importantissima in epoca romana e non solo. Siamo partiti a parlare della pietra del Carso, del calcare, e dove siamo adesso è un esempio visibile di questa interazione uomo-ambiente che trasforma in artificiale anche il naturale.
su tutto il Carso in realtà, ma ci sono molti tratti particolarmente ben conservati in questa zona. I romani, nel tracciare le strade, che era un'attività in cui erano ovviamente rinomati e specialisti, hanno sfruttato al meglio le possibilità offerte dal substrato calcareo affiorante, e il Carso triestino, il Carso monfalconese, ovviamente questo succede anche in altre parti, ma è particolarmente visibile in questi territori con il calcare, realizzavano, anziché lastricare con basoli e con tutte le fondazioni necessarie in terreni ad esempio paludosi o nelle pianure, realizzavano direttamente sul calcare le loro strade, e praticamente ricavavano dei binari che poi a loro volta si approfondivano con l'uso, dei binari che servivano da guida per i carri che li percorrevano. E studi in questa zona sono stati fatti a partire dall'Ottocento, in particolare da Puschi, l'allora direttore del Museo di Trieste, che ha battuto palmo a palmo tutto il Carso, anche fin verso l'attuale Slovenia, quindi sia questa viabilità, che adesso siamo su una strada costiera, quella che da Aquileia andava a Tergeste, all'attuale Trieste, sia tutte le vie che si distaccavano e andavano verso l'entroterra. Tra l'altro quella volta era molto più facile perché non c'era tutta la vegetazione che vediamo adesso. Questo tratto anzi è stato ripulito per l'occasione, devo ringraziare le associazioni del territorio che aiutano a mantenere veramente visibile. Non si tratta di problemi di conservazione, ma proprio di essere coperti dalla vegetazione, specialmente in questo periodo. Ecco, quindi c'era una strada principale costiera, siamo a poca distanza dalla costa, non correva lungo il mare ma poco più distaccata, che da Aquileia portava a Trieste. In alcuni punti si biforcava, poco sopra di qui siamo sotto i Lupi di Toscana e sotto la cosiddetta Villa del Randaccio, che probabilmente era una stazione di posta, che serviva anche da punto di appoggio durante questi percorsi lungo le strade romane. Si biforcava appunto per una piccola deviazione per comprendere questa stazione di posta, poi si riuniva e poi proseguiva mantenendosi a mezza costa verso Prosecco per poi scendere a Trieste. Da qui c'erano anche dei tracciati diciamo perpendicolari che si distaccavano verso l'interno, c'era una congiungente per esempio della via che da Aquileia andava verso Emona, l'attuale Lubiana. È molto interessante che questi interassi che servivano a guidare i carri non sono uguali in tutte le strade. Ci sono due moduli, chiamiamoli così, principali: un modulo che corrisponde a 3 piedi romani, siamo intorno ai 90 cm, 88-90 cm, e un modulo un poco maggiore, arriviamo anche ai 130 cm. Questa è una costante anche in vari punti del territorio e anche diciamo dell'impero, e sulla base di questo sono state fatte varie anche ipotesi sull'antichità di questi tracciati. Almeno per uno dei tracciati pedecarsici è sicuro per esempio che ci fosse un precedente protostorico, perché queste piste venivano ovviamente percorse anche prima dell'arrivo dei Romani. Loro semplicemente le hanno regolarizzate e ci consentono di seguirle meglio. Poi che le due differenti larghezze che in un certo modo vincolavano anche il passo dei mezzi che le percorrevano corrispondano a periodi diversi o a importanza diversa delle strade o a loro utilizzi diciamo specifici, su questo non abbiamo ancora evidenze certe. E ancora un punto sarebbe da sottolineare che queste strade servivano sicuramente da penetrazione prima militare e come sempre dappertutto poi commerciale. A un certo punto i due aspetti andavano insieme. Il territorio di Aquileia, i cui confini si sono spostati sempre più, anzi arrivavano verso est, coincidevano col limite dell'Italia. Il territorio poi è stato in parte scorporato per ricavarne la colonia di Tergeste, per cui siamo proprio in un punto in cui Aquileia raggiungeva il Timavo, e siamo sicuri che il Timavo era forse uno dei confini
originari del territorio di Aquileia, ma si allargava, sempre tornando in tema di pietra di calcare, a ricomprendere anche la zona importantissima delle cave di Auresina, in cui il calcare non veniva sfruttato sul posto, ma veniva invece ricavato per tutti gli utilizzi che poi sappiamo sono stati sia edilizi che per manufatti diversi, e hanno praticamente rivestito in un certo senso di monumenti e di edifici buona parte di queste zone della Cisalpina. Un punto particolarmente significativo in questa rete di infrastrutture e di siti che costellava il territorio di Duino e dell'Acustimavi è rappresentato dal cosiddetto Palazzo d'Attila, dove ci troviamo adesso. È un complesso relativamente poco noto, però era già stato segnalato nell'Ottocento dai primi studiosi importantissimi di quest'area, Candler e Puschi. Il nome ovviamente è di leggenda, e non sono mai state fatte delle ricerche approfondite degli scavi stratigrafici, però anche in seguito a un riesame del complesso in anni relativamente recenti è stato possibile meglio inquadrarlo. Ha alcune caratteristiche importanti. Intanto le sue dimensioni, che sono notevoli. Adesso è in gran parte coperto dalla boscaglia, però noi siamo davanti a un tratto di un muro, uno dei muri paralleli di sostruzione, siamo su un terrazzamento, lungo oltre 30 metri, con uno parallelo analogo che correva dietro di lui. Le modalità costruttive ricordano molto le ville o comunque che coprivano la costa campano-laziale toscana, quindi dei siti particolarmente importanti. Non possiamo dire che fosse una villa privata, ma forse aveva anche un significato più profondo. Oltre ai muri, in effetti, si è rinvenuta solo un lacerto di un pavimento, un cociopesto che forse sarà possibile vedere in un'altra inquadratura, e che ha pure delle caratteristiche costruttive molto simili a questi grandi insediamenti appunto dell'area tirrenica. E quello che è particolarmente importante è che non possiamo dire molto della sua funzione, ma il suo orientamento. Il suo orientamento è coerente con questo allineamento sulla direzione nord 38 gradi est, con una delle più antiche, forse la più antica centuriazione del territorio di Aquileia, che copriva la fascia orientale, e sarebbe un'ulteriore dimostrazione che la competenza amministrativa della colonia di Aquileia, fondata nel secondo secolo a.C., si estendeva ad est fino appunto all'area del Timavo, e non faceva confine col Timavo, ma giungeva, quello che si pensa per motivi anche strategici, alle cave di Auresina. E proprio in questo contesto la relativa precocità di questo sito, che appunto non ha nulla a che fare con l'Attila del V secolo, si rafforza dagli scavi che sono stati condotti negli anni '80 poco a valle, in quello che è noto come Casa Pahor. Sono degli edifici costruiti in anni appunto relativamente recenti, per cui erano state condotte delle indagini stratigrafiche, degli scavi da parte della soprintendenza, rivelando dei materiali particolarmente antichi, materiali della prima romanizzazione in questo territorio, non primissima, però siamo comunque nel I secolo a.C., con degli indizi di attività produttive. Fuoriesce dal discorso, ma ricordiamo che è anche una zona di fornaci, le fornaci dell'Okavaz, e materiali pertinenti a un utilizzo di fornaci viene da questo complesso di Casa Pahor, e però per lo stesso orientamento, per la vicinanza topografica, si può pensare che quello di Casa Pahor e del Palazzo d'Attila era un unico complesso. Poi, in relazione alla viabilità, in relazione al sfruttamento economico, ma anche alla penetrazione militare di quest'area, e quindi al legame con le vie, Palazzo d'Attila è un punto particolarmente importante. Ci troviamo di fronte, cioè nelle immediate vicinanze di uno dei tratti stradali di cui abbiamo già fatto cenno, e quindi potrebbe essere anche, tra l'altro, per la sua visuale assolutamente strategica. Da qui si vedeva questo poteva essere legato alla punta dei Cocci, qua si vedeva il sito della Bratina, un significato appunto non solo
di villa marittima o non solo di stazione di posta come era Villa del Randaccio, ma forse anche un punto strategico militare. Ci siamo spostati di pochi chilometri da Aurisina proprio, siamo sempre in Carso e siamo nel magazzino della soprintendenza. E volevo farvi vedere un pezzo che in sé forse non dirà moltissimo, ma si collega molto bene al discorso che si faceva sulle strade e sulle cave. E dobbiamo pensare a come questo materiale, via della cava, viaggiava. E naturalmente, come ricordavo, il reticolo stradale è stato ricostruito verso Aquileia, verso Trieste già nel 1800 da Puschi, nel 1900, nella seconda parte del Novecento da Schmid, Grilli e Meng. Però un problema che restava aperto, in realtà l'hanno affrontato già loro, come questi blocchi enormi di cui dobbiamo immaginare il peso venivano trasportati, e già proprio il Puschi nel 1800 aveva in parte riconosciuto, in parte ipotizzato alcuni scivoli che portavano i blocchi della cava verso il mare, perché sappiamo benissimo che nell'antichità la via privilegiata era il trasporto via mare, per fiume e ovviamente lungo la costa. Era facile perché nel Novecento, ipotizzarlo da parte del Puschi, nel Novecento c'erano ancora alcuni scivoli documentati fotograficamente e quindi un uso che è rimasto costantemente. Però in vari punti, e soprattutto a Sistiana e a Canovella degli Zoppoli, è parso di riconoscere, o si sono effettivamente documentate sul posto, delle tracce di percorsi che agevolavano la discesa di questi blocchi. Dobbiamo pensare che il dislivello dal costone carsico è di circa 150 metri. E a ulteriore conferma di questa ricostruzione del modo di trasporto dei blocchi cavati, un paio d'anni fa sono stati recuperati questo e un altro simile a lui, proprio da Sistiana, dalla zona dove c'è attualmente Portopiccolo, e sono chiaramente semilavorati, quindi potevano essere trasformati in una colonna, in un rocchio, in un miliario, ed erano scesi. Non possiamo naturalmente dire che questo fosse di epoca romana, anche perché le cave hanno avuto una continuità dal secondo avanti al sesto dopo, e poi il loro sfruttamento è ripreso nel 1800. Però, visto il contesto di giacitura, come diciamo noi, è abbastanza probabile che faccia parte dello sfruttamento storico. Infatti ricordiamo che l'attestazione datata più antica è di 1 miliario di postumio, aulo postumio, e quindi risalente alla metà del secondo secolo a.C., mentre la più recente arriviamo al VI secolo. Ecco, in questo lasso cronologico noi possiamo ipotizzare che anche questi materiali siano scesi e poi per qualche motivo siano stati persi o comunque non più recuperati in attesa del loro lungo viaggio, che però si è fermato a pochi chilometri da qui. Buongiorno, sono Elsa Signorino, assessore alla cultura del comune di Ravenna. Voglio parlarvi della mia città, del suo patrimonio storico-artistico. Ravenna ha uno straordinario patrimonio storico-artistico con ben 8 monumenti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Una testimonianza eccellente di questo nostro patrimonio è il mausoleo di Teodorico, mausoleo che ha una sua singolarità. In particolare voglio ricordare a questo proposito la straordinaria copertura del mausoleo, ricavata da una unica di pietra, ricavata da un unico monolite, ed è una copertura straordinaria di cui molto si è discusso e si continua a discutere. Ora, possedere un grande patrimonio, o meglio riceverlo in eredità da chi ci ha preceduto, è un dono prezioso, ma è un dono del quale noi dobbiamo dimostrare ogni giorno di essere all'altezza. Per questo è necessario promuovere tutela attiva e valorizzazione del patrimonio
con la consapevolezza che per fare tutto ciò è necessario esercitare una responsabilità condivisa, cioè a dire mettere tutti coloro che hanno titolarità sul patrimonio attorno allo stesso tavolo per costruire strategie comuni. E ciò che abbiamo fatto, noi abbiamo a Ravenna un tavolo istituzionale che raccoglie i contributi e gli apporti di tutti coloro che sono titolari di patrimonio UNESCO, è il tavolo attorno al quale abbiamo costruito il piano di gestione e ogni anno, utilizzando le opportunità della legge 77, della legge nazionale di promozione e valorizzazione del patrimonio UNESCO, costruiamo delle progettualità comuni. E sono progettualità importanti, ne cito qualcuna per dare il senso di questa responsabilità condivisa. C'è un progetto che a me è particolarmente caro, noi abbiamo realizzato un progetto per l'accessibilità al patrimonio delle persone con diverse disabilità. È un progetto che promuove la fruizione più ampia ed è un progetto che tiene insieme un obiettivo di civiltà e anche la scelta di un turismo sostenibile. Un altro progetto che riguarda la fruizione del patrimonio. Noi ogni anno d'estate proponiamo ai nostri concittadini, ma anche ai visitatori della città, un programma di visite guidate notturne ai nostri monumenti, ovviamente anche al mausoleo di Teodorico, nello splendido scenario del parco, ed è un progetto di fruizione che guarda particolarmente suggestivo, che ha un forte spessore culturale, ma anche qui tiene insieme promozione culturale e promozione turistica, perché è un progetto che si propone a coloro che nella nostra città vivono l'esperienza del turismo balneare, si propone come turismo culturale, proposta di turismo culturale che si integra con l'esperienza del turismo balneare e propone è un progetto molto seguito perché la fruizione dei grandi monumenti ravennati la sera con percorsi di visita concepiti in modo mirato è un'esperienza davvero affascinante. Non parlo poi del nostro patrimonio UNESCO come splendido contenitore di attività di spettacolo dal vivo che fanno capo al nostro festival, la Ravenna Festival, che è un festival di respiro internazionale con la presenza del maestro Muti che conferisce al festival appunto un respiro straordinario. Quindi ho citato questi esempi perché credo che esercitare tutela attiva e valorizzazione in un quadro di responsabilità condivise sia davvero la proposta più opportuna per tener fede all'onere e all'onore che ci deriva dall'eredità che abbiamo ricevuto. Concludo su questo punto citando un'esperienza che abbiamo avviato a Ravenna. Abbiamo siglato un importante accordo di valorizzazione, Ministero per i Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, e in ragione di questo accordo noi abbiamo realizzato la gestione integrata dei servizi per l'accesso ai monumenti comunali e statali, un'unica gestione integrata dei servizi per l'accesso concepita a misura dei visitatori e per la promozione di servizi di qualità che agevolino la fruizione dei visitatori. Ravenna è in questo anno non solo in questo anno, sempre, ma particolarmente in questo anno, non soltanto la città dallo straordinario patrimonio storico-artistico delle basiliche paleocristiane, di un unicum come il mausoleo di Teodorico. Ravenna in questo anno 2021 è anche l'anno delle celebrazioni dantesche e della città delle celebrazioni dantesche.
A Ravenna Dante ha trovato il suo ultimo rifugio. Ravenna da sempre onora il lascito dantesco e non potrebbe fare diversamente per la presenza della tomba, che è un tratto distintivo della città. In questo 2021 abbiamo avviato un ricco programma di celebrazioni. Lo abbiamo avviato a partire dal settembre del 20, con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, e in quell'occasione abbiamo riproposto alla città, prima di tutto al Presidente, la tomba compiutamente restaurata e restituita al suo originario fascino. Da quel momento abbiamo avviato le procedure, naturalmente come tutti in questi 2 anni, abbiamo sofferto la pandemia che ha chiuso i luoghi di cultura, ma il nostro sindaco ha fatto una scelta di grande valore simbolico. La tomba è l'unico luogo che non è mai stato chiuso e di fronte, accanto alla tomba, ogni sera abbiamo avviato un rito civile straordinario che consiste nella lettura ogni sera al tramonto di un canto della commedia. Chi legge la commedia? Tutti coloro che vogliono farlo, e i nostri concittadini, ma anche tutti coloro che, venuti a conoscenza di questa esperienza, vogliono cimentarsi. In piena pandemia noi abbiamo continuato senza soluzione di continuità la lettura, che viene trasmessa ovviamente in streaming in regime di pandemia, ma avviene in presenza davanti alla tomba, e posso dire fin d'ora che abbiamo prenotazioni che arrivano alla fine del 21, con cittadini ma anche tante persone che amano Dante, che vogliono celebrare, vogliono essere partecipi di questo rito civile. Nel nome di Dante abbiamo voluto proporre anche le riaperture dei luoghi di cultura. Il mese di maggio è per tutti noi un mese di riapertura dei luoghi di cultura. Nel mese di maggio prenderanno avvio gli eventi espositivi che abbiamo dovuto rinviare causa pandemia, con il 7 di maggio l'inaugurazione di una mostra sulle arti al tempo di Dante, che proporrà autentici capolavori dell'arte di fine 200, inizio 300. Successivamente inaugureremo il riallestimento completo accanto alla tomba del Museo Dante, e poi, senza soluzione di continuità per tutto il 21, un programma che propone il lascito dantesco attraverso una molteplicità di iniziative. Il festival, Ravenna Festival, interamente dedicato a Dante, letture della commedia, poesia, convegni internazionali, fino alla celebrazione dell'annuale a settembre e alla rappresentazione del concerto del maestro Muti, che rappresenterà a metà settembre, nella data della morte del poeta, l'apice delle nostre celebrazioni. Ma poiché queste celebrazioni sono cadute in un anno di pandemia, abbiamo preso un'altra decisione molto importante, la decisione di prolungare il nostro impegno nelle celebrazioni dantesche anche per tutto il 22. A Ravenna Dante è vissuto come patrimonio della comunità. Nel nome di Dante proponiamo la nostra città, e la proponiamo in relazione con tutti coloro che nel mondo vorranno celebrare Dante. Proseguiremo in questo impegno per tutto il 22 e ci auguriamo davvero di poter essere meta di tutti coloro che vorranno celebrare Dante, e dichiariamo la nostra disponibilità a lavorare con tutti coloro che nelle loro città e nei loro paesi vorranno farlo. Buongiorno, ci troviamo all'interno del parco del Mausoleo di Teodorico. Io mi chiamo Sandra Manare, sono il direttore dal 2017 del Mausoleo di Teodorico di Ravenna, che è sito UNESCO dal 1996
È uno dei monumenti, è il monumento più rappresentativo dell'epoca tardo-antica, di quel periodo dopo la caduta dell'impero romano, perché è in tutti i libri di storia proprio per rappresentare questo periodo storico. Per cui è nell'immaginario collettivo del patrimonio culturale italiano al pari del Colosseo, della Torre di Pisa, dei 5 siti più noti in tutto il mondo. Negli ultimi anni abbiamo riavviato gli studi e soprattutto la Direzione Regionale Musei del Ministero dei Beni Culturali ha voluto investire nella ricerca partendo da un rilievo finalmente di dettaglio con le più moderne tecniche di rilevazione, dal laser scanner alla fotogrammetria, proprio per andare a indagare quegli aspetti che fino ad oggi sfuggivano all'occhio. E quindi abbiamo da questo rilievo effettuato appunto con dei fotogrammi molto negli orari notturni per avere un'omogeneità del dettaglio, una estrema efficacia del particolare, finalmente abbiamo un rilievo tutto tondo e da lì siamo ripartiti con gli studi che ci stanno portando delle ottime novità grazie alla tecnologia utilizzata in maniera intelligente. Sì, in effetti ci troviamo di fronte a un monumento assolutamente unico per tecnica e anche per stile, morfologia dell'architettura. Qui il Teodorico, che appunto lo volle costruire quando era ancora in vita, questo monumento si può definire come una sintesi perfetta di quella che poteva essere la cultura architettonica dell'epoca. Un'epoca in cui la cultura architettonica romana, la cultura architettonica greca e anche quella ostrogote della tradizione delle decorazioni di oreficeria trovano una sintesi in questo monumento che però scompagina completamente quelli che sono gli ordini classici che bene o male incorniciavano tutti i monumenti rappresentativi dell'epoca fino alle porte del Novecento. Qui gli ordini classici spariscono e soprattutto è un esempio straordinario di quella che è una tecnica che potremmo vedere solamente 700 anni dopo, cioè quella della stereotomia, la tecnica del taglio della pietra montata a secco con blocchi incastrati fermati all'interno con delle colature metalliche per dare solidità all'intera struttura. Noi dopo entriamo e possiamo vedere dei particolari straordinari, ma soprattutto possiamo anche ammirare proprio da qui la cupola, che è l'elemento principe di questa architettura decagonale, su 2 ordini. All'interno, al piano terra, abbiamo all'interno una croce, una pianta croce, al piano superiore, nella cella superiore, abbiamo una pianta circolare. Il tutto è inchiodato da questo monolite assolutamente straordinario che ci dà ancora tanti pensieri su come è stato scavato, modellato, trasportato e posizionato in questa posizione. Questo monumento è definito quasi un bunker, nel senso che dalle prove sismiche il valore di rischio di sismicità è uguale a 1, quindi è un monolite tutto tondo, e la cupola superiore è in pietra dauresina, mentre i blocchi della muratura sono in pietra d'Istria. Ecco, dal rilievo abbiamo potuto vedere dei particolari architettonici, delle tracce che forse ci possono dare spiegazione di come sono state le varie fasi di escavazione, di trasporto e anche di montaggio. Certo è che nella fase probabilmente di posizionamento, con il calare della cupola, si è creata una lesione molto importante, una lesione passante nel lato sud, che poi ha dato adito anche alle leggende che poi magari più tardi vi illustrerò. Qui nel dettaglio possiamo vedere alcuni particolari che ci fanno capire il pensiero a monte e le tecniche che ancora oggi non conosciamo.
Per esempio già nelle strutture verticali, diciamo quelle tra virgolette più facili da eseguire, noi abbiamo una scelta del paramento murario assolutamente monolite di blocchi che sono sfalsati, sagomati e sfalsati e valorizzati da un finto giunto di malta proprio per esaltare la volumetria del blocco stesso. Se noi adesso ci allontaniamo un attimo e portiamo l'occhio sulla piattabanda, sull'arco, vedete qui i famosi blocchi ad incastro. Famosi nel senso che qui effettivamente è una ripetizione di questa soluzione tecnica. Questa soluzione la troviamo anche in alcuni dettagli dell'architettura romana, ma soprattutto dell'architettura nell'attuale Siria, in quel Medio Oriente. Noi abbiamo esempi di questo tipo, di blocchi sagomati, tagliati, posizionati a secco con le facce perfettamente aderenti l'una dall'altra e all'interno bloccati da colature di piombo che permettevano un certo movimento di assestamento sismico. Ora possiamo entrare per vedere la cella inferiore, come dicevo a pianta a croce, dove è coperta da una volta crociera nella quale possiamo ammirare uno straordinario particolare architettonico unico al mondo. Se noi voltiamo lo sguardo verso l'alto, ammiriamo la volta crociera, fatta con la medesima tecnica di blocchi sagomati a piedopera, quindi in cantiere, montati e bloccati all'interno. Alle reni dell'arco possiamo notare questi blocchi segmentati, dentati, che sono incastrati l'uno con l'altro e è il primo esempio di stereotomia tridimensionale curvata, un po' quelle soluzioni che si trovano successivamente nell'architettura gotica. La volta scarica sugli angoli e gli angoli sono ancora una volta inchiodati per peso e per struttura da questi diatoni passanti che sono stati poi scolpiti nelle teste per richiamare un simbolo cristiano, quello della conchiglia e quindi della rinascita. Ci sono 4 diatoni agli angoli, uno lo vediamo lì nella forma primitiva grezza, il secondo probabilmente è il frutto di un risultato di un'operazione poi andata male perché c'è la scucchiaiatura della scalpellinatura che poi non è stata finita e finalmente le 2 conchiglie invece realizzate e compiute nella loro modellazione. Ecco, qui ci troviamo all'esterno, a livello della seconda cella, e possiamo ammirare da vicino la cupola, il monolite, che dal rilievo che abbiamo effettuato è di esattamente di 291 tonnellate, realizzato in un blocco unico. In questa cupola noi troviamo l'appoggio su un fregio decorato. Oltre alla conchiglia che abbiamo visto di sotto, questo è il secondo motivo ornamentale e l'ultimo. È un fregio cosiddetto a tenaglia che riprende le decorazioni dell'oreficeria gota dell'epoca di Teodorico, naturalmente. Noi sappiamo che Teodorico, nato in Pannonia, nell'attuale Ungheria, era nato in una comunità dove non c'era una tradizione architettonica vera e propria, erano nomadi e ovviamente per spostarsi avevano bisogno di piccoli oggetti decorati molto spesso con questo fregio a tenaglia. Qui vedete i modiglioni da vicino. All'esterno sono scolpiti i nomi dei 4 evangelisti e dei 12 apostoli. E probabilmente quei fori all'interno dei modiglioni, quasi sicuramente anzi, servivano per far passare corde per il trasporto e per il sollevamento. Poi adesso noi entriamo e vediamo com'è all'interno di questa cupola. Nel lato potete vedere, lato sud, l'inizio
della fessura passante, che è stata poi sigillata e consolidata in seguito, ma sempre all'epoca. Possiamo entrare. Troviamo all'esterno ancora della cella. Volevo farvi notare il paramento murario, che anche qui è stato montato, sagomato a terra, montato, prevedendo già degli incastri a una struttura aggettante che nel tempo è stata demolita. Noi lo vediamo da queste tasche e dall'ultimo frammento di volta che è rimasta incastrata in una di queste tasche, che dimostra appunto che qui attorno alla cella superiore probabilmente correva un peripterio, un colonnato di un diaframma tra l'interno e l'esterno. Ecco, ora entriamo nella cella superiore, vedrete una planimetria completamente diversa. Ci troveremo dentro a una cella a pianta circolare, realizzata con una tecnica completamente diversa, cioè scolpita in opera. Qui ci troviamo nella cella superiore, dove trova luogo la vasca battesimale, quella che è stata ritenuta, il sarcofago di Teodorico. Questa vasca battesimale è in porfido, precedente all'architettura teodoriciana in cui ci troviamo, probabilmente del I-II secolo a.C. Proprio per questo materiale sottolinea l'importanza del re Goto, l'importanza regale di Teodorico. Ci troviamo quindi in un ambiente circolare a tutto tondo. I blocchi sono stati in questo caso invece scolpiti direttamente una volta messi in opera, e proprio per adattare le strutture verticali ad accogliere l'immensa cupola in un unico blocco di pietra daurisina. Questo intradosso della cupola, così con le scalpellinature ancora evidenti, denotano un presunto, quello che poteva essere l'idea di accogliere un mosaico in epoca successiva, però non ci sono tracce di questo mosaico. Abbiamo la traccia di una croce che però risale al periodo medievale, proprio perché questa cella in epoca medievale è stata inglobata in un convento e fungeva proprio da cappella votiva per le celebrazioni. Quell'epoca probabilmente risalgono anche le aperture, quelle più grandi che noi troviamo, che probabilmente appunto non erano originali dell'epoca del mausoleo, mentre sono assolutamente originali le aperture orientate nord-sud, est-ovest, secondo quelle che erano poi il modus di orientare gli edifici per dare valore all'equinozio e al solstizio d'inverno. Ecco, il mausoleo poi si ritrova all'interno di un parco che è stato riqualificato in occasione del Giubileo del 2000. Tutto il parco è stato disegnato secondo un'ottica di esaltazione della prospettiva verso il mausoleo, e sono stati restaurati e sbancati gli strati di sedimentazione all'esterno del mausoleo. Non dimentichiamo una cosa molto importante, e cioè che il mausoleo è sempre stato fino al primo Novecento sepolto da sedimenti, da acqua, da detriti, per un'altezza della cella inferiore fino a 1,20 m. In questo pannello abbiamo delle immagini molto significative e importanti per comprendere la storia del mausoleo negli ultimi secoli. La prima che noi vediamo è il mausoleo inglobato quello che è stato il convento.
e quindi come vedete è completamente sepolto. La seconda immagine la troviamo proprio fino alla fine dell'Ottocento, quando alla cella superiore si accedeva attraverso le due scale fatte in epoca successiva naturalmente al mausoleo, e che poi sono state demolite nel primo Novecento con l'intervento di restauro e poi ricostruzione della scala sul retro. Ecco, anche qui vedete quanto era la cella inferiore era inaccessibile, perché appunto invasa, sepolta da detriti e sedimentazioni. Ecco, a seguito della damnatio memoria, questo monumento eccezionale è stato poi spogliato, distrutto, comunque lasciato andare, ma in realtà dalle tracce che si vedono sulla superficie esterna, questo mausoleo era circondato al piano superiore probabilmente da una sequenza di colonne, appunto come si diceva un peripterio, e alcuni studi hanno trattato delle ipotesi di sculture sopra i modiglioni, però insomma sono tutte ipotesi che possono essere poi studiate e verificate proprio in questa fase, quando alla luce delle risultanze del rilievo che abbiamo effettuato. Bene, abbiamo concluso questa prima visita, noi siamo pronte per accogliervi, vi aspettiamo numerosi per passare un paio d'ore in questo parco meraviglioso vicino a un'architettura unica al mondo. Buongiorno e un caro saluto da Terracina, anzi, o meglio, da Borgo Ermada, la verde frazione di Terracina. Ho il piacere e l'onore di portare ad ognuno di voi il saluto del gruppo Ermada che opera in questo territorio. Da parte nostra i complimenti più vivi al presidentissimo Massimo Romita ed al suo preziosissimo staff. In tempi non sospetti definii Massimo un essere speciale. Sono qui al fianco di una pietra che arriva dal Monte Ermada ed è qui a sancire un legame di amicizia fortissimo che è nato tra la nostra città e la città di Duina Aurisina. Come Neruda, esse rappresentano una lezione di eternità, cosa che manca al destino precario dell'uomo. Ma è davanti alla loro bellezza, alla loro tranquilla bellezza, che possiamo andare avanti con il nostro pensiero, completamente libero, e forse riuscire a sfiorarla. Ed inizia così il nostro tragitto di pietra. Siamo lungo il percorso più antico della Via Appia inferiore, età imperiale, ed è possibile ammirare questa imponente opera ingegneristica romana. Per consentire il passaggio a valle del percorso fu infatti necessario eseguire un taglio naturale della roccia per un'altezza totale di circa 38 metri. E da qui saliamo su verso il centro storico alto di Terracina e arriviamo a quello che era ritenuto l'ingresso monumentale del foro verso est. In origine era caratterizzato da 4 grandi arcate disposte su pianta quadrata e sovrastanti la Via Appia, il cui basolato è tuttora visibile. Arriviamo al Foro Emiliano, corrispondente all'attuale piazza Municipio. Deve il suo nome ad Aulo Emilio. Sul lato nord corre la Via Appia, sul lato sud il Palazzo Comunale e la Torre Frumentaria, sede del Museo Civico Archeologico. Sul lato ovest la Cattedrale di San Cesareo ed il 200° Palazzo Venditti. Questa piazza di Terracina è un unicum nell'ambito delle piazze romane. Il foro ha mantenuto non solo la sua visibilità architettonica, ma anche l'originaria funzione di centro civile e religioso della città.
Immediatamente a nord della Via Appia, di fronte al Foro Emiliano, sorge il complesso Teatro Portico, di età romana imperiale. La struttura del teatro denota il susseguirsi di più fasi, con l'utilizzo di diverse tecniche edilizie e marmi pregiati provenienti anche da paesi lontani. La monumentalizzazione dovette avvenire in età augustea, come attestano alcune iscrizioni rinvenute all'interno della cavea, la parte gradinata destinata ad accogliere diverse centinaia di spettatori. Poco più in là sorge il Capitolium di Terracina. È un tempio dedicato alla triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Risale al I secolo a.C. ed in origine il complesso era decorato da 4 colonne dorico-tuscaniche e fornito di 3 celle in reticolato di tufo e calcare. Ed eccoci nella zona collinare di Terracina. Siamo lungo il percorso più antico della Via Appia Superiore, risalente alla fine del IV secolo a.C., nel tratto tra Terracina e Fondi. La strada si snoda lungo i pendii del Monte Croce, alle spalle della città. In un punto particolarmente panoramico e strategico si trova tuttora uno slargo noto come Piazza Palatina. Il Lazio meridionale è famoso per una serie di santuari romani di età repubblicana a terrazze, costruite in un periodo particolarmente florido per l'economia e l'attività edilizia ed urbanistica. Nel I secolo a.C. Terracina fu dotata di nuove mura, in conglomerato cementizio e rivestimento in blocchetti irregolari di calcare locale, e di un lungo muro di cinta con torri circolari ancora oggi perfettamente visibile, che nel proteggere l'accesso alla città da sud la collegava tuttavia all'area presente sul Monte Sant'Angelo, a circa 227 metri di altezza, dove si trova il cosiddetto Tempio di Giove Anxur. Quest'area, un vero e proprio santuario, venne sottoposta a dispendiosi interventi di monumentalizzazione in età tardo-repubblicana, di cui oggi non rimangono che le terrazze di sostegno dei 2 templi, con le loro celebri arcate a picco sul mare, di straordinario valore paesaggistico ed emozionale. Il monumento naturale di Campo Soriano si trova a circa 8 km dal centro urbano. Oltre alla sua straordinaria bellezza, questo paesaggio rappresenta uno degli altipiani carsici più importanti d'Italia. Esso è posto a 361 metri sul livello del mare. La sua formazione ebbe inizio ben 27 milioni di anni fa, con la frattura che separò Monte Romano da Monte Cavallo Bianco. Proprio per la complessità dei fenomeni che l'hanno generata, la Valle Carsica di Campo Soriano è un luogo di interesse geologico di livello internazionale. Tra gli di Campo Soriano, il più importante è quello noto con il nome di Cattedrale, un imponente masso alto circa 18 metri, dalla forma che ricorda una cattedrale gotica.